Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Palermo lo bullizzano accusandolo di essere gay, si è tolto la vita a soli 13 anni. Già in passato la dirigente scolastica dice di aver segnalato alla famiglia il disagio del ragazzino. 2 le inchieste per istigazione al suicidio. Gli edili palermitani scendono in piazza per protestare contro le morti sul lavoro. Solo nell'ultimo mese nei cantieri del territorio sono state 3 le vittime. Gli edili hanno sfilato per le vie del centro e denunciato l'insufficienza dei controlli. Sì ai termovalorizzatori, il ministro Pichetto Fratin al TG Sicilia condivide i progetti del governo Schifani e respinge le polemiche delle opposizioni. Caro olio, nei supermercati l'extravergine costa oltre 10 euro. In molti puntano il dito sulla speculazione, ma c'è già chi non lo compra più. Pelligra investe sulla Sicilia. Solarino, suo paese di origine, farà costruire capannoni per lavorare prodotti locali da esportare in Australia. Oggi la firma del protocollo tra la holding e il comune. Il calcio, sesta sconfitta per il Catania che perde anche a Cerignola. Lucarelli in arriva in città e atteso da un grande lavoro. In Serie B il Palermo perde ancora in casa, in Lega Pro Messina travolto in casa dal Latina. Gli avrebbero detto anche gay e deriso per il suo orientamento sessuale. C'è il forte sospetto che dietro al suicidio del 13enne palermitano ci sia l'ombra del bullismo. Marco Gullà. Si sarebbe suicidato perché vittima di bullismo, lo avrebbero deriso, offeso per il suo orientamento sessuale, gli avrebbero detto gay. Così sabato scorso un ragazzino di 13 anni si è suicidato a Villa Grazia di Carini, in provincia di Palermo. Un gesto estremo su cui stanno indagando la procura e i carabinieri. I genitori non erano presenti al momento del gesto, lo hanno trovato già privo di vita in serata, al loro rientro. Il 13enne, che era alunno della scuola media Vittorio Emanuele Orlando di Palermo, potrebbe essere stato bullizzato e bisogna accertare se ci sia un nesso di causalità fra la pressione psicologica e il suicidio. Nelle chat fra compagni e genitori si fa riferimento al fatto che il bambino fosse stato preso di mira per il suo orientamento sessuale. 2 fascicoli sono stati aperti dalla procura per i minorenni e dalla procura ordinaria di Palermo per istigazione al suicidio. Sono stati sequestrati il cellulare e il computer della vittima per accertare se il ragazzo sia stato deriso e chi l'abbia preso in giro, fino a esasperarlo. Secondo quanto si apprende, già in passato la dirigente scolastica avrebbe segnalato alla famiglia il disagio del ragazzo, sconvolti i compagni della vittima che torneranno tra i banchi dopodomani. Domani infatti parteciperanno ai funerali che si svolgeranno al cimitero dei Rotoli. Sulla vicenda interviene il governatore Schifani. La tragedia ci deve fare riflettere su tutto ciò che la regione può e deve fare per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo. Non lasciate soli questi ragazzi, è l'urlo di dolore, al tempo stesso l'appello ad una società indifferente dei genitori di Keila Campo, la ragazza 33enne di Ribera in provincia di Agrigento morta di overdose. Oggi, nel giorno dei funerali laici della giovane, i genitori hanno pubblicato sui social una lettera aperta indirizzata al paese, alle istituzioni e alla società intera. Un invito a guardare oltre perché i ragazzi non pensino che la droga sia una via d'uscita, un modo per superare i momenti critici della vita. E cambiamo argomento, gli edili palermitani scendono in piazza per riportare l'attenzione sulla sicurezza nei cantieri. Solo nell'ultimo mese nel Palermitano sono state 3 le vittime di incidenti sul lavoro, un livello di rischio troppo alto, tanto da diventare inaccettabile. Gli edili hanno sfilato per le vie del centro e denunciato l'insufficienza dei controlli. Manlio Viola. 3 morti, 3 vittime solo nell'ultimo mese. È una strage silenziosa quella delle morti bianche nel Palermitano. Uscire di casa per andare a lavorare e non fare ritorno è una cosa inaccettabile per le famiglie e per una società civile. Per questo sono scesi in piazza i colleghi di Filippo Ciancimino, Cosimo Castiglia e Giovanni Ignoffo, uomini fra i 63 e i 50 anni morti da Belmonte a Palermo passando per Cefalù, in cantieri per la realizzazione di varie opere. Tutti gli edili aderenti a Fillea, Filca e Fenial, sindacati di categoria di CGIL e CISL-UIL, hanno sfilato in corteo da Piazza Verdi fino in prefettura. 3 morti in un mese per la sola provincia di Palermo sono una vera e propria strage nell'ambito di un fenomeno drammatico a livello nazionale che vede aumentare le morti e gli incidenti sul lavoro del 4,4% nell'ultimo anno.
numeri preoccupanti, numeri che ci fanno allarmare. In una provincia come Palermo 3 morti in un mese sono una strage per noi. Mancano gli ispettori del lavoro e anche i carabinieri della specifica sezione sono insufficienti per controllare i cantieri, ma manca anche una cultura della sicurezza, una cultura della prevenzione. Per questo si sono tenute assemblee nei cantieri che proseguiranno nei prossimi giorni e che hanno come scopo dar vita a una piattaforma digitale per conoscere al meglio il fenomeno e poterlo prevenire. Il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin da Catania rilancia sui termovalorizzatori e respinge le polemiche sulla lobby degli esperti. L'intervista di Luca Ciliberti. Sì ai termovalorizzatori. Il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin da Catania rilancia il piano rifiuti Schifani. Ma nasceranno sicuramente, dove nasceranno sarà una valutazione della regione, della realtà quindi siciliana, bisogna assolutamente farlo, così come bisogna prima il termovalorizzatore mettere a punto una differenziata come si deve, perché anche dalla differenziata dipende il nostro futuro. La materia prima e seconda è il giacimento nazionale di minerali rari. Il ministro respinge al mittente le polemiche che lo coinvolgono. Tra i 50 nomi indicati dai ministri Pichetto Fratin e Casellati nel nuovo piano energetico ci sarebbero molti esperti che hanno lavorato con lobby importanti. Non ci sono particolari polemiche, possono esserci opinioni diverse, ma non vedo questioni di polemica nel modo più assoluto. Fondamentale infine per il ministro è guardare al futuro spostando l'attenzione sulla transizione energetica. È cambiato il mondo, ci rendiamo conto che dobbiamo assolutamente decarbonizzare, quindi abbiamo un nuovo modello di energia che deve essere rinnovabile, fotovoltaico, eolico, geotermico, io sostengo anche nucleare, poi in futuro, non nell'immediato, e pertanto un qualcosa di più pulito ma che serva a consegnare il mondo alle nuove generazioni meglio anche di come l'abbiamo ridotto ad oggi. Caro olio, la siccità fa schizzare il prezzo dell'extravergine d'oliva e i consumatori lo comprano sempre meno. In molti puntano il dito sulla speculazione, altri non lo ritengono più una priorità nella lista della spesa. Tonino De Mana. A peso d'oro, tanto da essere venduto ad oltre 10 euro, in alcuni casi anche 12 euro al litro. Il caro olio, complice la siccità che ha colpito duramente la Spagna, maggior produttore di olio al mondo, ha pesanti ripercussioni sulle tavole dei siciliani, costretti sempre più a centellinarlo. Nei carrelli della spesa la bottiglia d'olio extravergine non è più la priorità. La conferma arriva sentendo alcuni consumatori appena usciti dal supermercato. È impossibile. Bisognerà centellinare anche l'olio adesso. Io lo prendo fresco, a questo punto 9,50 €. Non ha comprato l'olio? No. Perché? No, perché è caro e comunque ho gli alberi e lo facciamo noi a casa. No, olio no, non si può comprare l'olio, troppo. Mi rifiuto di comprare quello al supermercato, a questo punto prendo quello padronale. Tutti i prezzi che sono lievitati sono frutto della speculazione. L'ombra della speculazione, ma non solo, visto che la siccità ha praticamente ridotto del 40-50% la produzione e l'acqua resta solo un miraggio. Il problema è che manca la produzione, quindi se i prezzi sono alti è dovuto a questo. Non piove, continua a non piovere. Guardate questo olivo irrigato, quindi che ha preso acqua, e guardate questo non irrigato, quindi siccitoso. Da qui deriva il 50% in meno di olio. È andata meglio a questo produttore? Queste olive da dove arrivano? Queste arrivano da Trecastagni, dal piano alberato di Tre Sante Martire al Filadelfo Cirino. Sembrano abbastanza piene. Sì, perché fortunatamente dalla nostra parte ha piovuto. Ma è soltanto un caso isolato. Così il prezzo dell'olio schizza verso l'alto e scivola sull'onda della speculazione. Qual è lo stato di avanzamento dei lavori dei fondi del PNRR in Sicilia? La CISL regionale chiede un confronto alla regione, impegni disattesi sulla condivisione delle azioni e il monitoraggio delle risorse. Luca Ciliberti. Dopo 2 anni dall'avvio del PNRR in Sicilia, qual è lo stato di avanzamento dei progetti e dell'utilizzo delle risorse? Il segretario generale della CISL Sicilia, Sebastiano Cappuccio, chiede chiarezza al governo Schifani e sottolinea la necessità di trasparenza per quello che definisce un nodo cruciale per il futuro della Sicilia. I fondi del Piano Nazionale di Resilienza che riguardano la nostra regione e che determineranno
importanti momenti di sviluppo sui temi centrali delle infrastrutture, della sanità, dell'energia, della scuola, dell'università, della ricerca, della pubblica amministrazione. Quali progetti, quali imprese saranno interessate? Quali saranno le ricadute economiche e occupazionali sul territorio? Per dare e avere queste risposte, la Regione siciliana aveva sottoscritto un protocollo d'intesa con CGIL, CISL e UIL e con l'ANCI per avviare azioni condivise di monitoraggio attraverso uno specifico tavolo tematico e far partire la sigla dei protocolli di legalità nei territori. Ma il tavolo non si è mai riunito. Il tavolo ha bisogno di riunirsi, ha bisogno che il confronto si acceleri, perché con queste risorse noi potremo essere nelle condizioni di ridisegnare un nuovo percorso di sviluppo della Regione. La CISL Sicilia inoltre sottolinea la necessità di operare in tempi brevissimi per scongiurare il pericolo definanziamento. Pelligra continua a investire in Sicilia. Dopo il Catania adesso è il turno di Solarino, suo paese di origine. Farà costruire capannoni per lavorare prodotti locali da esportare in Australia. Oggi la firma del protocollo tra la holding e il comune. Francesco Aloi. Solarino per me è grande nel cuore. L'amore di Ros Pelligra per la sua terra d'origine. Prima l'acquisto del Catania, adesso investirà milioni di euro nella sua Solarino. Questo protocollo d'intesa per noi deve concretizzare una valorizzazione dei prodotti DOC, di cosa nasce in questa terra. E così nella zona artigianale saranno costruiti capannoni dove verranno lavorati i prodotti del territorio, dalle mandorle alle olive, dalle carrube al pomodoro. Quello che si produrrà qui con manodopera locale sarà poi venduto in Australia. Per il sindaco di Solarino Germano è una giornata storica. La svolta che tanto aspettavamo in termini occupazionali, in termini economici e in termini sociali. Pelligra in Australia, ma per la firma del protocollo è presente con il cuore. Un accordo seguito anche da Palazzo Chigi. È veramente bello quando si vede la cosa pubblica, cioè le istituzioni, l'amministrazione, il governo, le imprese private che collaborano. Per vedere concretizzarsi il progetto bisognerà aspettare almeno un anno. Una pausa, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. A Cerignola sesta sconfitta in campionato per il Catania e squadra che nonostante il buon avvio crolla anche psicologicamente. Lucarelli in arrivo in città avrà un grande lavoro da fare. Marco Carli. Toccherà a Cristiano Lucarelli, uno a cui piacciono le sfide e queste di quelle toste, perché il tecnico trova una squadra svuotata che a Cerignola ha raccolto la sesta sconfitta in campionato. La verità, a fine partita la dice Zeoli, che da una settimana ha provato a suo modo a scuotere lo spogliatoio del Catania. Hanno bisogno di aiuto. Io credo che questa cosa qui sia fondamentale per uscirne fuori. Sono straconvinto che ne usciranno fuori e potranno regalare soddisfazioni. Zeoli ha fatto quanto possibile in pochi giorni, anche a Cerignola l'approccio è stato buono, così come col Picerno in coppa, non un gran ritmo, ma Catania in controllo e soprattutto vivo, capace con Rocca di impensierire seriamente il portiere avversario e di creare occasioni senza quasi mai rischiare. Ma nella ripresa il cambio di passo arriva per l'avversario e porta al gol di Malcore, favorito prima da Sarao e poi dalla difesa che si schiaccia concedendo all'attaccante di tirare indisturbato dal centro dell'area. La reazione interlocutoria, degna del Catania di questo momento. Ci prova Sarao e sulla ribattuta sfiora il pari di Luca. Sul finale va vicino al gol anche Chiarella, ma sono solo fiammate di una squadra che lascia il pallino all'avversario, nonostante Zeoli le provi tutte, cambiando anche modulo dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Il primo tempo qualcosina in più meritavamo, però credo che ci vorrà del tempo perché i ragazzi devono lavorare, però io lo ripeto, non prendetemi per pazzo in questo momento, questa squadra ne uscirà fuori. Cerignola definisce una volta di più come il progetto tecnico voluto dalla società dopo la promozione sia fallito. Adesso inizia la nuova era. Per svoltare Lucarelli dovrà agire su ogni dettaglio per trasformare una stagione nera nella base per il futuro. Crisi Palermo, il Cittadella vince al Barbera e manda al tappeto i rosanero. Corini però confermato sulla panchina del Palermo. Marco Gullà.
Sfilacciato, senza idee, senza grinta e per lo più sconfitto al 98esimo. Crolla in casa il Palermo, il Cittadella segna alla fine con questo colpo di testa di Pandolfi e mette a nudo tutte le criticità del Palermo, travolto anche dai fischi a fine partita. Una sconfitta meritata, il Palermo non ha mai tirato in porta, l'unica occasione degna di nota per i siciliani è a fine primo tempo quando Koulibaly di testa mette sopra la traversa. Nella ripresa il Palermo non sfonda, lanci lunghi e sempre preda dell'attenta difesa del Cittadella. Nel finale il gol che manda al tappeto i rosanero. L'hashtag dei tifosi palermitani, Corini out, il tecnico però resta in sella. Abbiamo fatto male, primo tempo secondo me equilibrato, ma qualsiasi cosa oggi posso dire può essere strumentalizzata, abbiamo perso una partita che volevamo fare qualcosa di diverso, soprattutto penso il primo tempo è stato anche un discreto primo tempo, il secondo tempo abbiamo fatto molta fatica e dunque c'è poco da dire perché qualsiasi cosa posso dire in questo momento può essere interpretata, c'è sulla grande delusione di aver perso una partita e grande rammarico. Adesso la sosta di campionato, Palermo che tornerà in campo fra 2 settimane a Terni. Dopo la sconfitta contro il Latina, il Messina è scivolato al terzultimo posto, sotto accusa il tecnico Modica e la squadra protagonisti della peggior gara di questo campionato. Sergio Colosi. 11, un numero maledetto per il Messina, tanti punti fatti nel girone d'andata dello scorso campionato, altrettanti quest'anno, prima di 3 sconfitte di fila che certificano la crisi nera della squadra. Appena 2 pareggi nelle ultime 6 giornate, sconfitte e prestazioni indecenti una più dell'altra, ma non paragonabili a quella contro il Latina. Anche Giacomo Modica sul banco degli imputati, per scelte sbagliate in un organico che già presenta vizi e peccati originali per gli scarsi investimenti del presidente Pietro Sciotto. Questa squadra ha perso un filo conduttore che si chiamava gioco e che determinati compiti vanno svolti a pieno e vanno fatti con massima dedizione e con massima applicazione, perché non ti puoi distrarre di niente, non puoi sbagliare niente. Noi per i primi 20 minuti siamo stati in partita e siamo stati anche ordinati. Purtroppo sapevamo che giocavano con delle ripartenze, la loro forza era il loro modo di come avevano preparato la partita, attraverso anche i video che abbiamo visto, loro fuori casa adottano questo tipo di soluzione. Determinati palloni non si possono perdere. Per i laziali la gara del Francoscogli è diventata nella ripresa poco più di un allenamento. La porta di Fumagalli è un tiro al bersaglio centrato da Iallo, Paganini e Del Sole. 3-0, ma sarebbero potuti essere anche 4-5 i gol del Latina contro un Messina alla deriva, senza testa e senza idee. E domenica prossima si viaggia verso Foggia e a seguire la sorpresa Juve Stabia. E per questa edizione del TG Sicilia ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.